Prima il Veneto, punto. Un punto che vuole essere di partenza per un gruppo di militanti della Lega Nord veneziana, principalmente legati a Bossi, che dopo i forti dissapori con i nuovi vertici del Carroccio, legati invece a Maroni ed in Veneto a Flavio Tosi, hanno pensato di creare una forza a sé stante nel partito. 40 sono i fondatori, con molti consiglieri comunali, provinciali, regionali ed almeno 166 leghisti che hanno dato finora la loro adesione. Innanzitutto, associazione, non partito. Sì, questa è un'associazione politica che ha un nome ben preciso, prima il Veneto, punto, perché vuole ripartire da quella famosa campagna elettorale del 2010 che tanto consenso ci ha portato. Pizzolato, era inevitabile che nascesse questa associazione? Beh, senza dubbio, a parte che questa è un'associazione assolutamente politica ma aperta completamente a tutti quanti, non è assolutamente una scissione come qualcuno pensa, non è una ribellione di quelli che sono i bossiani nei confronti di quelli che sono i tosiani, assolutamente. Tra tanti momenti duri che possono esserci stati in tanti anni di Lega, questo è il peggiore secondo lei? Sicuramente sì. Perché Bossi avrà detto anche delle cose fuori del seminato delle volte, però aveva la capacità e il carisma comunque di tenersi tutti uniti e poi alla fine riusciva in qualche maniera a fare sempre squadra. Qui invece siamo allo sfascio completo. Uno sfascio da combattere in 10 punti programmatici che mettono al primo posto l'indipendenza del Veneto, un evergreen da cavalcare ancora una volta. Ma sono 10 punti molto concreti, tutti punti che possono portare veramente un miglioramento della società veneta, dell'economia veneta e quindi 10 punti che hanno un'importanza fondamentale per la riconquista del benessere economico e sociale del nostro Veneto. La Lega che c'è in questo momento quindi vi convince fino a un certo punto? Ma la Lega in questo momento qua non la vediamo, infatti a questa associazione hanno dato subito adesione sia persone iscritte alla Lega che tanti che non hanno rinnovato la tessera in questo ultimo periodo, poi ovviamente qualcuno che è stato anche impropriamente cacciato dal partito. Purghe che nel Carroccio Veneto sembrano non avere fine. Buon'ultima il commissariamento del direttivo provinciale di Padova con Matteo Bragantini, veronese e tosiano di ferro, che andrà a sostituire Roberto Marcato. Il commissariamento di Padova è una porcheria, non è possibile fare un commissariamento prima anche di indire un direttivo nazionale dove si prendono le decisioni. Questi ormai vanno contro lo statuto, fanno le cose che vogliono, pensano di essere i proprietari della Lega, non è così.